E spero che si concluda questo Mose, che entri in funzione e cercheremo di capire se poi funzionerà. Questo non glielo so dire, non è un progetto nostro, non è un'idea nostra. Pensi che il progetto definitivo del 92, il progetto preliminare dell'89 e l'incarico dell'84. Io andavo alle superiori, il primo anno delle superiori. Questo è l'augurio del presidente Zaia per Venezia, che ancora una volta questa mattina ha accolto i partecipanti all'incontro di fine anno a Palazzo Balbi con l'acqua alta. Zaia che sulle elezioni comunali del prossimo anno spezza una lancia a favore del sindaco Brugnaro. Ma guarda, io ho un ottimo rapporto con Brugnaro e penso assolutamente che sia stato un bravo sindaco, appunto, mi fermo qui. Poi sa, la politica deve fare delle scelte ma non competono a me, io ho sempre fatto l'amministratore. Governatore che ha messo la sanità come primo punto di quanto fatto nel 2019 e da fare nel 2020. 500 medici arriveranno nelle corsie degli ospedali, 320 nei pronto soccorso e 180 nelle geriatrie e medicine generali. La sanità è la vera sfida, investiamo ogni anno 70 milioni di euro in attrezzature diagnostiche di altissimo livello, cosa che un privato non riuscirebbe a fare perché non sono economicamente vantaggiose per un bilancio di un privato. Dall'altro la vera sfida è quella dei medici, i medici che mancano a livello nazionale sono 56.000 medici che mancano e da noi ne mancano 1.300 di questi 56.000 e finalmente è passata la nostra linea a livello nazionale. Questo è uno dei punti toccati dal Presidente del Veneto nella sua conferenza di fine anno nella sede della Giunta regionale a Venezia. Sanità ma anche viabilità con l'annuncio dell'apertura delle Pedemontane il 31 dicembre 2020 con un occhio anche a quanto succederà in futuro per le concessioni autostradali. CAV è un'azienda pubblica che può benissimo gestire il pubblico, sta pensando alla dismissione di Autostrade per l'Italia. No, io sto pensando che abbiamo un soggetto che funziona, che fa reddito, fa utili, è un soggetto che ha esperienza ormai in infrastrutture autostradali e gestiamo il passante di Mestre, ma ciò non esclude che si possa gestire qualcos'altro, visto e considerato che se si modificasse la legge noi ci siamo ed è una società tutta pubblica. Poi è stata la volta del punto sull'autonomia del Veneto, con la conferma che se entro gennaio non arriveranno segnali da Roma si procederà con le leggi regionali e relativi ricorsi in Corte Costituzionale. Noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, poi saranno i cittadini a giudicare, no? Fortunatamente sono le elezioni e ognuno poi esprime la sua convinzione. Per ultimo Zaia ha ricordato i tanti giovani morti sulle strade annunciando degli eventi ad alto impatto emotivo, con lo scopo di sensibilizzare non solo i giovani contro la distrazione da telefonino al volante. E considerando che nel 2020 la Regione torna al voto, a proposito di elezioni Zaia non vuol sentir parlare di campagna elettorale, glissando così. E lasciamo spazio a quelli che vogliono candidarsi.